benvenuti amici dell'edicola di Mister Piero Gatta e Salvo Sorge. Una puntata speciale per un pugno di euro. No, che dollari. Abbiamo cambiato, Piero. Di euro. Ci sono sempre discorsi di soldi in questo pallone. Sempre. Ma perché ridi? Tanto per la tagli. Fammi posare la tazzina, gringo. Mamma mia. E questa è la nuova puntata dell'edicola che parte con questa atmosfera western. Saremo fuori tema perché comunque oggi i morti, cose? Sì, tanti morti. Tanti morti. Il primo morto della settimana è Rosario Bernardo. Rosario Bernardo, esonerato. Apriamo con una notizia notizia bomba che ci ha comunicato il direttore assolutamente Giovanni Castronovo, ce l'ha comunicato, possiamo dirlo. È ufficiale. Chi è il new entry? Giuseppe Cerro. Ti voglio bene Giuseppe, mi ha chiamato. Diamola tipo Giuseppe Cerro. Sei stato nominato. Adesso sulla tua testa c'è una taglia, Giuseppe Cerro. Io stiamo rendendo un cavolo. Almeno per la Parma non ti... Allora, poi ritorniamo normali, dai. Quindi, Sceriffo Gatto. Niente, dai, ci che cosa... Parliamo di questa partita contro il Campofranco, che ha fatto saltare la testa a Rosario Bernardo. Vabbè dai, la testa era già un po' in bilico, quindi... Però è stato, onestamente non me l'aspettavo. Anche io. Così, è stata una cosa... questa telefonata è stato un altro... mi è rimasto l'occhio nero comunque, però non è stato un pugno per un pugno di euro. Per un pugno di euro. Quelli che i nostri sponsor ci danno. È giusto, per un pugno di euro. Niente, la new entry di Cerro praticamente. Ma non è una new entry, materialmente lui. Già è un cioè era già un tesserato Parma, comunque sia la Juniores, prima comunque faceva anche qualche lavoretto tattico con Rosario, poi comunque c'è stata forse un po' una scissione di ruoli perché Giuseppe si occupava solo di Juniores, non aveva seguito più la prima squadra. E adesso successivamente... Vabbè, dai, vediamo, io direi di... Come la vedi? No, subito, 2 parole. Ma io come la vedo? È sempre un'incognita perché Giuseppe è un giovane, molto giovane, e quindi la piazza della Palmonbal è una piazza esigente, importante, dove sono passati i vari Pensabene, Mutolo, Tarantino, insomma degli allenatori Russotto, quindi sono stati tutti allenatori di Giorgio, quindi Cerro è una scommessa che non so se... Aspetta, una domanda che dobbiamo fare per forza, anche se un mio amico è a tempo secondo te questo incarico? Ma secondo me se fa bene, anche se fa discretamente, può portare, ovviamente è sempre, ripeto, è un'incognita. Se il ragazzo dimostra di poter sostenere questo peso, perché comunque è una bella responsabilità che ha sulle spalle, anche se Padrini ne ha abbastanza, quindi poi è supportato bene Giuseppe per andare avanti. Quindi se va, si provvederà. In tutto questo, contro il Campofranco, questa è una Parmonval che poteva fare di più, o è questa la Parmonval? È stata una grande partita del Campofranco. Allora, diciamo la verità su questa gara. Noi a distanza di 48 ore diciamo che la Parmonval poteva e doveva fare di più, ma sicuramente poteva fare di più perché comunque era un Campofranco a mio avviso non irresistibile, perché il Campofranco in avanti proprio in questa partita era quasi nullo, solo Polito che è una grandissima partita, secondo me migliore in campo, però diciamo proprio a livello di conclusioni il Campofranco non poteva garantire nulla perché non c'era niente, Polito non è
una punta, Minnone non è una punta, quindi diciamo che dobbiamo dire che comunque Andrea Pensabene è venuto nel territorio del Far West, abbiamo scherzato pure sopra a questa cosa qui. Ci piaceva questa idea di questi duelli, questo duello dell'ex che ritorna, questi personaggi meravigliosi che ci sono alla Palmom e quello che è Andrea Pensabene, quindi diciamo che abbiamo dato un mi è piaciuto spero che è piaciuto anche a tutti i personaggi. Mi è piaciuto Andrea Pensabene. Andrea Pensabene mi è piaciuto tanto. Allora, lo sai perché mi è piaciuto Andrea Pensabene? Perché ho visto l'allenatore in quest'ottica calato nella realtà, calato in questa realtà, che era un po' quello che noi l'anno scorso abbiamo criticato. Ma io l'abbiamo detto pure, quindi ho visto Andrea veramente, e quindi qui si dimostra la forza. Lui ha confermato quello che ha detto, ha confermato. La forza si dimostra qui, quando tu riesci a fare di necessità virtù. E lui ha fatto di necessità virtù, ha fatto un'ottima fase difensiva con una difesa che non è granché, ma diciamo comunque ha cambiato il modo di difendere, di fare, comunque abbiamo detto anche in intervista, transizione negativa. Adesso si è messo a 3 con Lamin, Inguia e Pingue, che è un centrocampista che è riadattato a mezzo sinistro. Però molti torti c'ha la Palmom, l'attenzione è stata aiutata, perché ci sono stati alcuni minuti a Luton, la Palmom ha pressato. Quando è entrato Christian. Giacalone sulla fascia, insomma hanno incominciato a fare, perché c'era l'Under dall'altra parte, quindi che comunque si è fatto una buona gara, però certo giustamente dopo 70 minuti a correre entra Giacalone, quindi arriva una spina nel fianco, però, il ragazzo ha fatto una però troppo poco la Palmom per giudicare la prestazione del Campofranco. È stato un buon Campofranco contro... Posso dire una cosa a un amico mio? Sì. Davide Cariotto non c'era in campo. Davide non c'era, e questo comunque è un mio amico, lo sapete quanto lo stimo, lui lo sa pure, non c'era. La Palmom non può fare a meno di giocatori, perché non è che ne abbia tanti, quindi fare a meno di uno come Cariotto, poi anche Parisi, insomma è stato un po', mi dispiace, ma non si è visto, quindi quando già la Palmom non è il Barcellona, quando tu togli uno come Cariotto e un altro in avanti come può essere Parisi, insomma. Anche Gianmanco non mi è piaciuto. Però dobbiamo dire un grande Ivan Tarantino, un grande Totò Rappa e uno strepitoso portierone che è Ciccio Tarantino. Ciccio Tarantino è il numero 1 della partita, ma ha fatto 2 parate da hockey in un'azione compulsa proprio con l'avambraccio straordinario. Però bisogna pur dire che alla fine della fiera il pareggio era lì, lo avevano preso. Aspetta, entra Sciluffo, Zoppo, ci guardiamo io e Sciluffo. E dico, ma stai entrando? E lui mi fa così. Ha segnato Zoppo. Non poteva calciare, infatti, che ha toccato la palla giusto proprio la giusta dose di forza per spingere quell'azione meravigliosa che ha portato al gol. Sì, ma però dai, Bonito lì non deve cicischiare con la palla, sì, dell'aria. Però lo vedi il cecchino. Sì, quello. Il cecchino. Nicolò, porca miseria. Cecchino è là. Porca miseria. Devi pensare l'essere comunque ma la partita era finita. Lo so, però questo è un merito di Sciluffo, perché entrare a 5-6 minuti dalla fine per fare salire la squadra e saltare di testa e essere lucido anche infortunato. Ma secondo me io non penso che Andrea sperava mai. No, lo aveva messo dentro per le palle di testa, per le palle inattive, e rinviare sta palla per fare salire un po' la squadra. Abbiamo già parlato parecchio di questa Palmom al Campofranco, abbiamo visto parecchio, quindi ora vediamo questo nuovo Campofranco, perché diciamo che piano piano si va. Vittoria di Piero, 2 giocatori espulsi, linea difensiva tutta a ricostruire, solo Inguia. Infatti però, facciano qualcosa, abbiamo detto pure a Francadà. No, ma comunque è un nucleo che comunque non può fare un campionato, quindi avete preso un grosso allenatore che vedo che si sta, ecco, finalmente si vede Andrea Pensabene quello vero in eccellenza, perché è un lusso, quindi finalmente abbiamo Andrea Pensabene in eccellenza, cosa che non abbiamo avuto
nella scorsa stagione, finalmente l'abbiamo, lo possiamo vedere, lo possiamo seguire e sono contento. Sono contento per la Palmombal. Domenica c'è il Pro Favara e lì si deve andare. Io capisco che oggi è la giornata ideale per pensare alla partita. Infatti i morti, quindi, ma non ne vogliono amici di Favara, ma è una squadra che deve ancora ricostruirsi. Però dico, è una buona giornata per morire, quindi è un buon giorno per morire. Per rimanere in tema cinematografico, quindi a Favara si può iniziare un buon cammino per Giuseppe Cerro. Me lo auguro per la nostra Palmo, perché giustamente siamo di Palermo e noi siamo per le palermitane, quindi mi auguro che questo sia e che questo sarà. Vedremo ai posteri l'arbitro. A Monica me ne levare tutte queste cose che adesso sono buone locali. No, io non sono come tante persone, io non sono come tanti addetti ai lavori, io non sono come tanti pseudi giornalisti che vivono per le disgrazie degli altri. Adesso andiamo No, King Mangio. Meno male che noi non siamo né giornalisti e quindi non possiamo essere neanche pseudo giornalisti. No, pseudi. Pseudi. Meno male, però abbiamo la lingua lunga. Non facciamo che Renato parla meno altri. Renato, ti facciamo questa domanda, ma ce l'hai con me? Stai parlando con Stai me? parlando con me? O ce l'hai con Capuana? O ce l'hai con Renato, mi auguro veramente che no. Però noi abbiamo la lingua lunga. Può essere che si riferiva pseudi giornalisti. Renato, io accetto che abbiamo la lingua lunga, ma non pseudi giornalisti. Allora, noi non siamo né giornalisti e che Dio ce ne liberi. Neanche pseudi. Comunque grande Renato, come era la lotta tra due vecchi lupi. Effettivamente due coyoti del deserto. C'è un coyote. Un coyote del deserto. Comunque grande Renato, comunque sta confermando di essere il profeta di questo nostro calcio, che lui insiste e dice c'è tempo per vincere, c'è tempo per perdere. Così è. Allora, ieri una squadra altamente rimaneggiata. Ieri poi il Mussolini ha vinto una partita incredibile, quindi qui veramente, infatti Totò Bruccoleri, parliamo comunque di Mussolini 1, Gela 0, non dimentichiamo, dai, per i non udenti, per i non vedenti, almeno lo diciamo, 1-0. Quindi era veramente difficile per il Mussolini far sua questa gara, perché di Leo arrivava un Gela che però Gela stava bene, il Mussomeli non stava bene. Però attenzione con dire stare bene, perché vedi Totò ha detto delle cose importanti, ha detto che c'è chi deve andare a studiare e ha ragione, c'è chi deve andare a lavorare e ha ragione, e forse qualcuno potrebbe giocare a calcio. Vedi che il Gela viene da una partita contro il Paceco, che noi abbiamo visto e comunque non abbiamo elogiato il Gela. Primo tempo inguardabile, secondo tempo. Poi da una vittoria con la Palmombal, che comunque la Palmombal, e abbiamo visto che la Palmombal ha i suoi problemi e comunque ha rischiato di andare in vantaggio. Ha rischiato di andare in vantaggio, comunque non ha demeritato. No? Non ha fatto vedere chissà che questo Gela in casa contro la Palmombal, e adesso c'è la sconfitta col Mussomeli, e quindi ha incontrato una squadra organizzata, messa bene in campo, tosta, tutto cuore, e hai perso, quindi come hai perso a Castelvetrano, quindi il Gela, che noi già lo diciamo da diverse settimane, è una squadra che comunque, se vuole, Totò dice, chi l'ha detto che deve vincere il campionato, Totò, è inutile, non facciamo discorsi, che se non deve vincere il campionato dice con la vincere, o la Foicola, cioè fammi capire, o il Paceco, o il Dattilo. Quindi il Gela è una candidata numero 1 o 2,
e va, perché non ce n'è assai noi gironi. Appunto. Quindi è normale che noi diciamo... E anche i movimenti di mercato che state infatti, facendo in quindi- vista di novembre mi sembra che portino a voler salire di categoria. Quindi anche io qua mantenere, non sono molto d'accordo a quello perché fate voi. comunque il Gela deve, se no non avrebbero preso Toto Bluccoleri. Quindi è una pseudo candidata a vincere. È una pseudo candidata, quindi il Gela sta facendo male perché comunque è una squadra, non è colpa di Totò per carità, perché è una squadra secondo me che pende Sarebbe cambiare a voto, infatti l'abbiamo quindi mettiamo chiudiamo una parentesi Gela, quindi non vogliamo infierire più di tanto, assolutamente, perché ci penserà Totò oggi nello spogliatoio a macinarlo, conoscendolo c'è una partita di coppa, quindi lo farà. E invece tornando a Mussomeri ha fatto fuori Mazzara, ha fatto fuori il Mussomeri, il Gela. scusami, il Gela, e quindi comunque si mette gli scontri diretti li ha vinti, si mette in una buona in un buon assesto di classifica. Quindi però attenzione perché vabbè che adesso rientrano un po' tutti, però secondo me questo Mussomeri dice la squadra è tutta buona, ha detto Renato, però io qualcosa la rivedrei quanto prima, perché per fare il campionato che ha in mente fare sia la dirigenza che Totò, qualcosina Renato, che qualcosina va vista e rivista, specialmente anche lì davanti, perché lì davanti ci vuole qualcosa e anche qualcosina in mezzo al campo. Però rinnovo i complimenti a Renato per questo trittico. Una lasciamola perdere, ma le ultime due sono state veramente due risultati prestigiosi quindi facciamo questi pseudo complimenti. Pseudo complimenti perché se questa cosa era rivolta a noi, quel che hai detto, sono pseudi, sono pseudi perché te li facciamo con riserva. Se invece non era dedicata a noi, te li facciamo con affetto e con stima, come che ci ha sempre contraddistinto. Poi la differenza, diciamolo, perché non si, io ce l'ho con Pietro Gatta, allora uno dice, uno si sa come, ma così, i pseudi bottarelle non sono bene. È giusto. Può essere che ce l'avevo in Betanza, sicuro. Vero? Può essere la con te. Noi ma quello è il giornalista, non è quello è il giornalista, vero. No, comunque noi siamo stati sempre sostenitori di Renato Maggio. Non credo se che i risultati però hanno fatto schifo, dico fino adesso, non credo che ce l'abbiamo. Prima di queste 2 settimane era un campionato pietoso, non è che ci siamo qua a dire niente. Però non credo che ce l'abbiamo, anche perché noi non però noi gli mandiamo questo input, se ce l'hai con noi ti cadono i capelli e diventi brutto. Ciao Renato. Ciao, ti vogliamo bene. Ed eccoci adesso a San Cataldese Dattilo, vero? La partita era una match club, insieme a quella di Mussomeri Gela c'era questa. Diciamo che sotto questa burrasca non è che è stato proprio, non ha aiutato le 2 squadre a giocare bene. A mio avviso la San Cataldese ha perso una grossissima occasione. Ha fatto la partita la San Cataldese. Sì, vabbè, ma alla fine quello che conta è il risultato. Ha fatto la partita e finiva 1-1. È pur vero che molto probabilmente forse il rigore non è stato un po' generoso, secondo quello che stato, si può però dico non si doveva far sfuggire queste. Secondo me, allora io dico una cosa, noi abbiamo sempre elogiato Rosario. Marceno che è ora non vorrei come si accetta tutto, non vorrei che adesso rimani vincolato da questo personaggio che noi abbiamo creato puntata dopo puntata. Non è che per forza ama essere belli, dobbiamo andare più sul concreto, perché almeno da quello che hanno detto c'è stato molto e abbiamo visto molto tic-tac, però la tua forza è stata sempre quella di andare prima sul concreto e poi il gioco comunque è una conseguenza, e quindi assolutamente. quindi ho questa
è un avvertimento però le occasioni che voglio dare. sì, però le occasioni ci sono state, cioè non è che non ci sono state. Ma la palla dentro il Sì, qualche volta magari si è stati lenti, allora, diciamo, andiamo diverso, qualche volta si è stati lenti a andare in verticale, attaccare allo spazio al di là della linea del dattilo, che il dattilo è bravo a che cosa? A ricompattarsi sempre, a non darti spazio. Si trasmette quello che l'allenatore trasmette alla squadra. Allora, lo specchiarsi fa perdere anche di determinazione, di cattiveria, e quindi poi può anche darsi che non vengono i gol, perché la determinazione, la cattiveria, la fame, la rabbia, i gol ti fa fare. L'essere belli e bravi, molte volte ho sbagliato, chiedo scusa. Quindi stiamo attenti. No, io non è che dico che la San Cataldese non abbia meritato o abbia demeritato nella maniera più assoluta, però io do un avvertimento al nostro amico Rosario di essere belli ma determinati e cattivi sportivamente. Poi voglio fare un complimento a Formisano, Che è andato a prendere il perché è suo andato a prendere punto un di punto salute d'oro in un campo dove pochissimi andando a prendere punti quest'anno, sicuro, quindi sicuro. è un punto che vale 8 e tu sai, segna Marco, fino intanto ha sono segnato implacabile, non li sbaglia. E però poi andò a comunque, fare la partita che voleva fare, ma cioè, Formisano è inutile che stiamo lo va qua, sul concreto, inutile. sa di avere una buona squadra fatta da gente era pronto lì per ripartire, aspettare, ripartire, giù, dare poco spazio tra le linee. bravo il Dattilo, bravo Formisano, bravo tutta la squadra. Ancora capoclassifica? E ancora lo ritroviamo in testa da sola, e quindi è quella che doveva essere una chimera, E invece sta diventando veramente, perché insomma sta levando di dosso delle partite serie, quindi ricordandosi sempre che l'obiettivo è i cannoni da noi e la permanenza la permanenza e la tranquillità, e veramente stanno facendo un grande campionato. La San Cataldese comunque ha dimostrato di essere di una bella squadra, ha preso consapevolezza della forza, e quindi ormai è una protagonista di questo campionato. Un buon cus, anzi un ottimo cus che sbanca tutto in quel di Alcamo, l'Alba dal tramonto all'alba per il cus, e dal tramonto all'alba. Ma a capire, qualcuno gli aveva detto che avrebbero perso 3-0 e lui risponde Vero. grande Marco, è troppo, però lasciate, dici la salire scrivania, fottetin, l'importante è quello che conta è il contatore, quindi lasciale perdere. Io l'avevo, quello che conta è la calcolatrice. Quindi no, ma guarda che è andato a fare il risultato della domenica. Il CUS è andato a fare il risultato della domenica, che ha visto l'Alcamo contro il Dattilo, ci si aspettava, però l'Alcamo ha visto senza Manfrè, che magari molte volte è Alderuccio, però questo nulla toglie che il CUS è andato lì a testa alta, è andato a vincere. Per fare pure la partita, per alcuni tratti ha avuto delle occasioni clamorose. Meritatamente. Iraci sta salendo di livello. Noi l'abbiamo detto, lasciamoci tempo, perché Iraci appena se ritornasse quello di prima, lasciamo, perché ci sa fare in eccellenza, quindi parliamo di un grosso giocatore. E poi gol di Marco Clemente, però prima aveva detto io voglio fare, perché non lo sapesse il mio nipote, quindi io voglio fare un gol su azione. Quindi io non ho dato il rigore, ora io faccio sul rigore, se l'hai fatto parare apposta, giusto, e poi lui fare il gol e tappi in certo. situazione. Quindi bravo Marco, che hai sbagliato bene il rigore e poi fatto gol su azione. Comunque veramente Marcuccio trova il gol, più che altro, veramente è diventato un'ansia. Finalmente Clemente gol. E dell'Alcamo che dire, che si fa un passo indietro. Chico espulso,
Vabbè, Chico, vabbè, è un muto. Protesta Chico. Oh no! Perché mi fate... Come si chiamano i Simpson? Boh, no, Willy, Con la tu espulso mi hai a me. espulso mi hai, perché? Ma Riccardo non si può espellere Riccardo, signori arbitri, dai, ma perché? smettiamo. Ma che demone, c'ha per dire, c'ha per fare i segnali, la per chiccare fuori. Riccardo è espulso, mi dispiace perché quando un allenatore viene espulso, a me veramente, dalla Serie A alla terza categoria, mi incazzo. Beh, dai, ma onestamente... Gli allenatori non si devono espellere, mai. Allora, L'Alcamo fa... però qualche passo valutiamo bene però questa partita. Il CUS non veniva da un periodo brillante, anzi assolutamente al contrario. Assolutamente. L'Alcamo invece veniva da una ripresa dopo la settimana post cambio del treno. Ci fu il passaggio, lo scossone praticamente. Ma è durato troppo poco. Non è che è stato che si trattasi uno scossone e poi si ritorna quelli che all'essere si quella era che... Questa è Riflessione. perché comunque è stata un'Alcamo brutta. Ma a questo punto, diciamo, questo risultato come va letto, diciamo, per le due squadre? Allora, intanto il CUS finalmente si va a pigliare questi 3 punti che mancavano da forse 3 partite. No, quasi un mese. Quindi è stato in un campo dove proprio era insperabile che andasse a prendere 3 punti, che già magari io penso che il Marco stesso un pareggio l'avrebbe firmato subito. Quindi 3 punti, anche perché in vista della partita di sabato che è contro la San Cataldese, quindi sono 3 punti di diamantini, quindi va bene, fa morale, quindi prepari già una partita contro la Sella, la prepari con un umore diverso, quindi pensa ad andare in campo martedì all'allenamento dopo che hai vinto l'Alcamo, già ti prepari il partitone di sabato contro la San Cataldese con uno spirito diverso. Ad Alcamo si ritornano gli spettri a dire un minuto, ma allora l'Alcamo qual è? Quella di Dattilo o quella che abbiamo visto fino adesso? Quindi bisogna... Anche questa è una domanda, diciamo. È una domanda. Quindi datevi la risposta. Datevi la risposta, quindi si ritorna a una brutta Alcamo, quindi Riccardo avrà da lavorare e quindi vedremo più in là. Quindi complimenti a Marco Apile e ai suoi ragazzi e Riccardo, siamo molto dispiaciuti dell'espulsione e lavoriamo, come dice lui, sulla testa di questi ragazzi che sono comunque degli ottimi elementi. Questo è il problema. Sono tutti questo. Però ho rivisto di nuovo Serio in panchina, ho rivisto, insomma, non lo so, mi lascia un po' perplessa la situazione, quindi staremo a vedere, dai. Ma ecco, allora. La mammetta la devo capire. Sì, per forza. C'è un clima di Far West, mettiamo un caffè. C'è un clima di Far West, purtroppo siamo costretti a ritornare. E facciamo pallone. Bella, pigliamo i pistole e facciamo pallone. Ci sta nel coaching questa cosa, è vero. Allora, perché dobbiamo parlare di Camarat Castelbuono 2-5. Ce l'hai con me? 7 gol, 3 espulsioni, 6 ammoniti, nervosismo, errori arbitrali, una donna incinta che ha partorito. Clima, acqua. Pisoli. Un campo in condizioni da niente. Livello Venezia nei giorni di acqua alta. Fango a tignitelle, fango dentro, fuori, ogni dove. Dobbiamo dire però, intanto il pubblico stia zitto, grazie. Devo dire che la settimana scorsa ha dato la dimissione Giuseppe Scacciaferro. Ci ha dato la notizia Giuseppe Scacciaferro delle sue dimissioni, ha fatto un comunicato con un giro nodo e quindi lo diciamo noi, almeno lo sanno tutti, quindi Giuseppe Scacciaferro non è più
non fa parte più della Società Castelbuono, e ha salutato a tutti, anche il Destù che fino a Mattio si è ricordato le sue vittorie in terza categoria, tutte le ha ricordate. Comunque Giuseppe lo salutiamo simpaticamente. Vittorie di categoria. Però secondo me se fa una squadra, andate due, così fa Castelbuono contro Castelbuono bis. Scusate, quindi torniamo al campo. Una cosa, ma l'allenatore del Camarat non è Paolo Scalia? Com'è che ancora Marco? Buona la prima, Paolo. No, Paolo no. Marco Di Piazza c'è scritto. No, minuto, Marco per questa partita. Infatti dice, ne ammazzo 2 e 3 no, ma Paolo comunque penso che sarà che è stato ufficializzato, però mette a mano martedì. Questa Martedì. ancora lui non si è spogliato, è andato a vedere la partita, sicuramente da De Pettis, Paolo, è giusto, quindi sicuramente divertimento. Grandi sparatorie. Allora sono stati buttati in una situazione buttati proprio fuori dal campo Guastella, Pirrotta e Inserauto. Sì. Guastella, Pirrotta e Inserauto. Io ho letto qualcosa di Guastella che si lamentava degli insulti, cose. Sì, Guastella si è lamentato. Come se vuol dire un poco si è schiaffiato. Si è schifiato, detto così proprio, modello Oxford. Pirrotta penso si sia schifiato altrettanto. Però sono stati buttati loro due insieme al giovane Inserauto, che poi è uno dei migliori giovani della categoria, dai. Difensore, il cantiere della quando c'è questo clima un po' però non mi sembrano i 3 più esauriti in campo questi nomi. Questi 3 nomi non mi sembrano i più esauriti, c'è di peggio. Però noi non sapendo le cose come sono andate. No, non lo so, però comunque ci asteniamo. Più che altro ci sono arrivate delle voci contrastanti in cui è difficile capire il vero, come sempre in queste situazioni. Comunque sta di fatto che sta partita il Castelbuono l'ha vinta 5-2. Però ha dato una dimostrazione di forza il Castelbuono. Certo. Perché in 9 che stavano, quando sono state le espulsioni stavano credo 3-1. 3-1. Poi il Camarat ha fatto il 3-2, sì. Quindi ha riaperto la partita, quindi 10 contro 9, non è uguale di 11 contro 10, perché 11 contro 10... No, perdonami, ha fatto il 4-1 e poi 4-2 e 5-2. No? 4-2 5 però, perché ha segnato Cali e poi Sorrentino. Però il 9 per una buona parte della ripresa addirittura ha fatto anche il quinto gol, quindi ha dato dimostrazione comunque di forza questo Castelbuono, e specialmente quando il campo è una risaia, il clima è da guerra, andare, sei fuori casa, dai una prova di forza, e quindi io poi non so, perché ripeto, noi non sappiamo. Posso dire una cosa, neanche ci interessa. Perché onestamente. Comunque sono storie che non c'entrano niente con il calcio, quindi lasciamo sorvolare questa situazione. No, mi dispiace per 3 amici. Mi dispiace che vanno fuori, soprattutto i 2 giocatori con più talento, Pirrotta e Guastella, perché del campionato, no? Delle 2 partite. Certo. Cioè non è che questi sono 2. Speriamo che non abbiano fatto nulla di grave per prendersi diverse giornate di squalifica, e quindi va bene. Allora dobbiamo fare un bentornato a... Intanto Gioacchino Privitera 100 gol. Gioacchino! 100 gol. Vedi che Gioacchino ne disse, poi ci sentiamo. Ci penso io. Ci penso io. Quindi hai detto ci penso io e hai fatto il 100° gol. Se ci pensi ancora di più, fai un 101°. Esatto. Comunque diamo un bentornato a Paolo Scalia, che mancava da un paio d'anni dal nostro campionato di eccellenza. Certo, ti sa pigliare una bella gatta da pettinare, quindi vediamo come però dai, svolgerà questa matassa. Però il gruppo è unito, il gruppo è unito, però il campionato è difficile, esatto. Non è facile. Però ci sono situazioni peggiori. Vabbè, quindi facciamo veramente un in bocca. Sono contento che Paolo è a Camminate, così cominciamo alzo solito Paolo, mi raccomando, poi noi ci sentiamo e vediamo un attimino. Però saluto sempre no, io Restivo non lo saluto, sono offeso con Restivo perché ho cercato di capire anche amichevolmente, forse non mi ha chiamato, non mi ha risposto, quindi il sautista magico non lo saluto, ciao, però
Mica fatta sentire, è giusto. Un tosto Raffadali ha messo a dura prova la Folgore. 2-1 Folgore, 2 Raffadali 1. Cioè dico, stiamo scherzando. Ogni tanto non squidiamo, quindi andiamo avanti con il... Dico, c'è stata una partita molto molto combattuta, comunque a testimonianza anche delle dichiarazioni dei tecnici e dei giocatori al fine gara, dopo gara, il giorno dopo, insomma dopo questa partita, diciamo, i commenti vanno nella stessa direzione. È stata una partita che c'è stato un momento che poteva anche finire in pari per le occasioni che sono state avute, perché la Folgore rispetto alle scorse partite ha rischiato qualcosina dietro di Ma più. credo che abbiano segnato allo scadere. 36esimo. Nel secondo tempo. 36esimo, sì. E ha segnato Bruce, ha risolto la partita, è andato in vantaggio con l'Icata la Folgore. Però certo questo Raffadali con Cappelluzzo, la Bianca, mi sa che si sta rimettendo sotto e si sta... dai, vedi che sta facendo un bel colpaccio a pareggio. La Folgore comunque ha preso altri 3 punti importantissimi. Ripeto sempre che il campionato della Folgore è quello. Salvezza. E quindi ha messo 3 punti d'oro, e infatti come vedi ha anche sofferto, come a stento ha vinto col Cussi, quindi a stento ha vinto in casa da Raffadali, quindi le forze non sono quelle di quella squadra che è molto superiore. Quindi la Folgore è una squadra che sta lavorando, che lotta, ottiene i punti che deve ottenere per raggiungere il suo traguardo, e ha raggiunto anche questa vittoria che sembrava, se fosse stata giocata un paio di settimane fa, poteva sembrare scontata, esatto. Invece è stata giocata ieri ed è stata sudatissima, perché il Raffadali ha veramente venduto a cara la pelle. No, ma infatti anche la Bianca, che era un ex di turno, diciamo, dopo aver salutato tutti, diciamo, ha rilasciato le dichiarazioni del fatto che c'è stato pure un momento che la sua squadra dopo l'1-1 ci ha creduto anche di portarsi a casa l'intera posta. Infatti. Anche perché hanno rischiato veramente di far male alla Folgore, che poi sai come i valori, la bilancia in questo momento pende per quella squadra che ha quel qualcosa in più sotto questo punto. Sono sicuro che Raffadali, ora rivedendo qualcosa nell'organico, potrebbe tirarsi fuori da questa situazione. Quindi certo anche un pareggio sarebbe stato importante ieri dopo la vittoria della domenica scorsa. Quindi vabbè Pino, questo è un segnale che stai lavorando bene, e comunque complimenti sempre a questa Folgore che è ancora lì, appena sotto il dattilo, quindi diciamo che però il campionato tende nel trapanese, tra Dattilo, Paceco, c'è un'aria buona, c'è una ricotta buona, c'è la salsiccia carne buona, e poi soprattutto tanti amici. Evviva gli agriturismi della zona. Quindi va bene, Pino, lavora, continua a lavorare, non è facile, quindi tipo in quel Far West, in quel Far West in Raffadali, forse se c'è qualcuno che può risollevare la situazione, penso che è proprio lui, no? È proprio lui. Allora continua il momento grande Mazzara va a vincere anche, ma non vince io Mazzara. Ragalmuto. No, perché mi ero entusiasmato della vittoria in trasferta del Mazzara. Ma con la Libertas? Vabbè, quanto vince? 2-1. A 1. Rischiando con un gol annullato anche per la Libertas. Non è che io ero entusiasta di questa. Comunque continua la nostra preoccupazione per questo cammino del Mazzara, cioè, per carità, nulla togliendo alla Libertas, che comunque è una squadra che... la Libertas ha fatto una grande partita. Vabbè, primo tempo levamolo perché... Sì, ma ha fatto una grande la Libertas ha fatto una grande partita. Lo so, non era questa la partita. Con i livelli così sbilanciati, una squadra che comunque ha tenuto viva la partita. Aveva pure pareggiato per un gol comunque si è annullato, da vedere se è giusto o no, non abbiamo le immagini, quindi non possiamo andare a decidere. Ma il primo tempo pareggiato? Era del pareggio. Il rigore poi è arrivato alla fine, perché dopo il rigore c'è stato all'83esimo il gol annullato. Ma dico, ma questo Mazzara
Ma il primo tempo va a soffrire creando alla fine solo 2 occasioni nitide per impensierire la Libertas, che ha avuto invece anche lei un paio per sbloccarlo. Nel secondo tempo, se non c'erano questi 5 minuti di follia, come finiva questa partita? Questi sono dei interrogativi che noi buttiamo là. Perché sapete, noi leggiamo sempre tra le righe, che è un po' teme da bene tutti i partiti, però penso che abbiamo un po' di esperienza di questo campionato, quindi vanno lette attentamente le prestazioni, e quindi un Mazzara non può andare a stentare così queste dovrebbe essere questa è una stecca, sì, questa hanno steccato. Allora, intanto mettiamo dentro questi 3 punti ed è un'altra partita che passa. Però dico, domenica hai perso in casa con Mussomeni, hai stentato qui, hai pareggiato con la Palma, abbiamo visto allora per il rotto per la cuffia. Abbiamo visto la Palma, insomma, in questo momento non è il Botafogo. Il Botafogo mi piace Botafogo. Sì, ma sta scomparendo quello in Brasile, magari il Palmeiras. Quindi stiamo attenti a Mazzara, perché ci sono tanti amici e noi ci teniamo che questa squadra possa fare il salto di categoria, però per fare questo bisogna fare tanto di più. In questo momento questa squadra non è in grado di fare il salto di categoria, bisogna essere onesti con i tifosi e la gente che ci guarda. Quindi bisogna fare molto di più, quindi attenzione. Ma che dire, io mi fermerei qui, perché insomma voglio fare i complimenti a Cosma, che è stato il migliore in campo per la Libertas, onestamente a percorso, intensità e giocate è stato il migliore in campo. Voglio fare questi complimenti. Sì, perché noi pensavamo di neanche trattare, perché eravamo predisposti a dire 5-0. E invece no, sorpresa. Bravi alla Libertas, che comunque hanno messo pressione a questa squadra, e comunque è un giusto momento di riflessione per il proseguo, perché così non si ha dove andare nella maniera assoluta. Senti caldo, ho capito. Vabbè, allora Paceco 3, fa caldo. Paceco 3, Profavara 0. Allora, Testa prende l'orario per fare i gol. Sempre al 17esimo. Al 17esimo per fare gol. Primo tempo, 17esimo secondo tempo. No, ma non lo so se fosse il capocannoniere, però devo probabilmente sì. Comunque forse è il capocannoniere del torneo. Ma Longo è rientrato, perché durante la settimana c'è stato questo vado via, il ritorno, l'abbiamo convinto, non gioco più, mi fa impressione, vado via. Comunque Gaetano è rientrato dalle dimissioni, però siamo là, cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non quaglia, siamo là, quindi passeggiata di salute, passeggiata. Al primo tempo comunque 1-0, diciamo, insomma 1-0 di controllo, di controllo, e quindi che dire, niente, Paceco ha fatto quello che doveva fare. Paceco doveva vincere, anche se mi ero sentito con Massimiliano Mazzara durante la settimana, dice no, sai Piero, io rispetto tutti, e fa bene, perché un grande allenatore fa questo, rispetta tutti, quindi ha trattato questa partita proprio con le pinze, e ha chiuso con un secco 3-0 la pratica di un Profavara che ancora non dà segni di vita, quindi nonostante lo scossone del mister e di Mizzonario, però insomma la squadra quinta, non è che la pietra non si può spremere, quindi sono rimasti pure in 10, quindi mettere pure questo. Quindi la chiuderei qui questa aspettando qualcosa di meglio da Favara. Aspettando qualcosa di meglio da Favara, e comunque sempre vanno i complimenti ai nostri amici a Paceco, che riprendono il loro cammino con un'iniezione di fiducia. Sì. Bravo, quindi va bene così.
Promozione. Qua voi guardiamo, attenzione. Occhio nero. E l'occhio vuole la sua parte. A proposito. Ora mi faccio un occhio nero pure io, così spaittiamo pure Chiddu. Allora, andiamo direttamente, Partinico Cefalù 1-0, poco però. Poco, il Partinico poco, ha sofferto, sai. ma può essere che il Cefalù... No, sai, il Partinico però con lo squadrone che c'ha, diciamo, riesce a avere soltanto una ragione. Intanto guardate il Zerbo sul Cefalù, ragazzi, siamo qua. Andiamo a parlare di il Carini va a perdere a Menfi con l'Ares Menfi 2-1. Ci sono state una serie di espulsioni, quindi De Caro, Giammone e Cataldo. Quindi... non sono le... vabbè, Cataldo non è mai espulso Cataldo. Non lo so, infatti per questo te lo volevo dire. 1 o 2? Ha segnato però Peppe la Barbera, che è un amico mio, quindi lo saluto. Riviera Marmi Monreale, la partita più interessante. Maramaldo, perché ogni volta diciamo Maramao, e non facciamo che chissà se convincimento si chiama Maramao. Abbiamo il mister Maramaldo, però per noi è Maramaldo, perché sei morto e hai perso 2-1, dove hai fatto una così bella partita? Grande partita, io me lo sentivo e andavo a fare il colpaccio a Riviera Marmi e ci è andato vicinissimo. Iovino sul rigore all'88esimo. Io però all'88esimo, partita in bilico, potevano portarla a casa. Era passato in vantaggio pure. Era passato in vantaggio. Il discorso è che secondo me ha segnato il figlio di Simone, Cannavò, nostro. Comunque uno dei ragazzi premiati alla Mito Calcio, tutto questo nella top 11. Il rigore però c'è, mi sa che mi hanno detto atterramento in area proprio di Iovino. Vabbè. Però peccato perché è un'ottima partita. partita. Anche Bonanno. È stato Bonanno, sì, è vero. Ci siamo sentiti per telefono e lui ha segnato. Io non facevo cambi sempre, sono segnato. Sta diventando una pesante. E poi chiudiamo con Nuova Sancis Villabate, questo Villabate di Perricone che però diciamo non è proprio abbonato alla fortuna. La Nuova Sancis ha distrutto il Villabate con pali, traverse, ha meritamente vinto. Cos'è si incalza, capito? Comunque 4 pali in 2 partite, devo dire che non è male come media. Perché dovete allenarvi a centrare la rete, la porta, quindi gol si fa quando palla. Grande Nuova Sancis che distrugge Cristian Perricone. Al 94esimo Rinaldo regala la vittoria alla Sancis. Come peccato perché il Villabate insomma poteva ha avuto un paio di occasioni veramente clamorose, però non vanno a spiegare piangerci addosso i risultati sono che conto, o pale o traverso che pimento, poi alla fine i punti si portano sempre gli altri e non va bene. Comunque per il momento non c'è, la buona sorte non è dalla parte dei cristiani, di Cristian. Quindi io pregherò per te, Cristian. No, ma chi? Ma non lo so. Comunque salutiamo Cristian Perricone che è un grande allenatore. Allora, tutto questo per oggi, la puntata western dell'edicola di Mister. Scusate. Per chiudere. Al contrario, ecco. E lui si è preso la mia sciarpa comunque. La puntata western, quindi per un pugno di euro dell'edicola di Mister Piero Gatto e Salvo Sorci a termine. Per l'edicola di chi? Di? Mister Piero Gatto e Salvo Sorci. Volge al termine, ricordatevi che vi teniamo d'occhio. E ricordatevi di sponsorizzare l'edicola perché è la cosa più importante. Se no veniamo posto a casa a prenderli. Perché ricordatevi, per gli sceriffi non abbiamo bisogno. No, aspettiamo Mussomeni, aspettiamo tanti amici, Campofranco, aspettiamo tanti amici che ci dicono no, dobbiamo non fanno niente. Perché ricordatevi, per gli sceriffi Piero Gatto e Salvo Sorci pende sempre una taglia sulla vostra testa. Ciao belli, alla settimana prossima. Ciao.